Il terzo polo, costituito da Azione Italia Viva, supera la Lega in Veneto con una media dell'8,4% in regione, ma con picchi a due cifre, soprattutto nelle città come Treviso, 12,9%, e Padova. L'inizio di un nuovo progetto per la senatrice Daniela Sbrollini, riconfermata. Io sento, avverto questa responsabilità ancora più di prima e sono convinta che insieme a Elena Bonetti, a Valentina Grippo, rappresenteremo bene anche 3 donne, questo mi fa piacere sottolinearlo, il terzo polo in questa regione, anche perché ci aspettano sfide elettorali importanti, sia alle prossime comunali che vedranno impegnate diverse città del Veneto e poi penso alla sfida delle prossime europee e delle regionali. Penso che tutto quello che si costruirà nelle prossime settimane vedrà noi impegnati in un'opposizione costruttiva, certamente in Parlamento, e invece pronti a radicarci sul territorio per dare risposte ai cittadini veneti. Il terzo polo guarda al mondo produttivo delle imprese del Veneto, ma anche ai giovani, che da un'analisi dei flussi di voto risultano aver apprezzato il progetto di Azione e Italia Viva. La fascia di età che ha votato di più per il terzo polo è proprio la fascia di età dei giovani, dai 18 ai 24 anni. Questo ci consegna una responsabilità maggiore, ma non dobbiamo più dire sono il nostro futuro, no, loro sono adesso.